Sindaco di Cavalier, Lisa Tomasella. È stato un mese, 3 settimane veramente toste, però sono contenta perché abbiamo dato un buon segnale, nel senso che le persone oneste, le persone che non offendono, le persone che fanno per il bene della comunità sono riconosciute. Grazie a Dio, meno male, siamo riusciti a ottenere la fiducia della comunità. Io non sarei qua però se voi non aveste aiutato me e tutta la mia squadra, quindi un abbraccio io lo faccio. Io non sapevo cosa aspettarmi stamattina, sapevo solo che uscivo da casa come candidato, come consigliere comunale in fase di scadenza, ma non sapevo come sarei rientrata in questo comune. Devo dire che a volte le speranze erano molto basse, non ero così convinta che potevamo farcela, però ma dall'altra parte c'era una sfidante bella agguerrita. Abbiamo vissuto anche, non solo io ma tutta la squadra, 2 settimane di attacchi intensi. Io adesso voglio solo la tranquillità, nel senso che torniamo tutti a vivere la nostra vita sereni e tranquilli. Noi siamo una squadra che porta la serenità, noi siamo per appianare i contrasti, non per buttare benzina sul fuoco. Ecco. Brava! Quelli che sì, questi è demone, scassea, io comunque non siamo proprio quelli che vanno a sbandierare di tutto e di più. E permettetemi, insomma, io voglio ringraziare di cuore tutti voi, l'ho detto perché senza di voi noi non saremo qui. Voglio ringraziare tutti i miei ormai consiglieri e comunque chi ha partecipato a questa squadra, perché stiamo facendo una squadra veramente grande, non solo i 12 candidati consiglieri ma tutti coloro che hanno ruotato intorno a noi in questo mese e comunque in questi 5 anni di attività, quindi grazie infinite per il vostro supporto. Tante persone che in questi 5-10 anni hanno collaborato con me all'interno di questo municipio. A me non piace chiamarli dipendenti, io preferisco chiamarli amici, sono persone con cui ho collaborato tanto spesso e da domani si ricomincia. Quindi mi raccomando, la continuità c'è e continuiamo sempre sulla stessa linea d'onda, non cambiamo. In ultimo, io devo ringraziare la mia famiglia, devo ringraziare mio papà che è qui, adesso che anche anche mia mamma che è a casa con Lorenza perché altrimenti io non potrei essere qui. E poi non posso non ringraziare Roberto perché senza suo sostegno senza il suo supporto tante cose non sarebbero state possibili. Io invece lo chiamerei qui perché questa fascia ce l'aveva lui.
di tua moglie, però credetemi, se c'è da lavorare siamo due persone capaci, competenti, e se qualcosa non va io glielo vado anche a dire, a prescindere che sia mio marito. Quindi assolutamente non è un